Andiamo alla cultura, caro Presidente, che in queste giornate molto pregnanti abbiamo iniziato la settimana del progresso parlando d'arte, adesso ci spostiamo al secondo giorno di questa settimana parlando di libri e allora andiamo a conoscere questa scrittrice, giovane scrittrice. Vediamo la carta d'identità, me la può leggere per favore, Sì, Presidente? volentieri. Nome, Arianna, cognome, Franceschi, data di nascita, 13/7/1980, professione, scrittrice, segni particolari, patriottica, viva il patriottica, nel senso che patriottismo. è molto legata Io amo se la pensiamo storia, alla Sardegna come una patria, diciamo nella patria, Una ecco, patria per noi sardi. la nazione sarda come qualcuno Sì, dice, allora a entro i questo limiti, punto entro i limiti, vabbè, entro i limiti possiamo dire patriottica. Buongiorno Arianna, Buongiorno, diletta benvenuta, Arianna. grazie per essere qui. Tu sei tra l'altro molto giovane come la carta d'identità dice, però hai già messo lì insomma un paio di libri interessanti e così quindi dicono. no, beh, insomma, Beh, lo no, dicono è acclarato, le cose che hai è fatto. acclarato. Sei nata a Iglesias ma hai vissuto 4 anni a Milano. Sì, esattamente. Però il milanese t'ha ciappa dentro, Mi ha ciappato proprio. La ciappa dentro non si stacca più, c'è un demone milanese che c'è rimasto dentro. Mi è rimasto, No, assolutamente. è molto complicato per purtroppo tuo dispiacere saper come essere invasi dall'accento sardo, che è complicato per uno che viene da fuori, no? Cioè tu che sei molto attaccata a questa terra invece insomma vorresti, lo parli il sardo un po' tu? Guarda, non moltissimo, però mi barca meno bene, insomma. Va bene. Allora, il libro che è uscito esattamente il 16 giugno di Esatto. quest'anno, 2014, si intitola Cuor di Sardegna. Nonostante questo tuo andare a Milano, poi la fortuna, perché questa è una fortuna, no? Come hai detto tu, Assolutamente. è stata quella di rientrare. Dai, Esattamente. raccontaci un po' Cuor di Sardegna e raccontaci un po' anche te, Arianna Franceschi. Sì, allora principalmente come hai detto tu il libro parla di Sardegna, però è stato molto importante per me poter andare via dalla Sardegna perché mi ha fatto rendere conto di quanto questa terra mi mancasse. Ah, sì. Sì, è stato... Beh, la Saudangi, eccola qua la copertina tra l'altro del Assolutamente. libro. La Saudangi della Sardegna è un po' come per i brasiliani. Il cosiddetto mal di Sardegna, perché tra l'altro poi apro il libro con una citazione di Marcello Serra che parla proprio del mar di Grande Sardegna. poeta e scrittore sardo. Sì, sì. Io ho avuto l'onore di conoscere e sono stata al suo fianco in grandi dibattiti. Ecco. Lo ricordo sempre quest'uomo. Una bellissima cosa. Sì, condivido. Prego Arianna. Mi ha fatto piacere averlo citato. E comunque il fatto di essere via, ogni volta che tornavo c'era veramente come uno schiaffo nel tornare. Perché sapevi in che poi comunque Sardegna. dovevi ripartire? Assolutamente, ed era veramente pesantissimo rientrare e andare via perché io arrivavo lì in spiaggia e iniziavo a piangere, mi mancava. Ma ci credo, guarda. Di malinconia così. Io Sì, una cosa incredibile. capisco Nonostante perfettamente. stessi bene comunque a Milano perché avevo trovato il mio equilibrio, la mia nuova vita. Lavoravi a Milano? Lavoravo, ho trovato anche una persona splendida che è diventata mio marito. Che ti sei però traghettata in Sardegna a qui questo Sì, punto. sì, sì, Eh che beh, lui tra l'altro è pugliese. Per cui proprio perché la Lombardia è fatta da lombardi, ecco, questo per sottolineare quanto da la Lombardi Lombardia e Sardi. guarda, no, da lombardi, sardi, pugliesi, calabresi. No, di dove sei? Io sono di Cesano Boscone, non si sente. Mi Anzi, sono di Arcore. adesso. Ma tuo marito è felicissimo di stare integrato con la realtà. Sì, abbiamo ora degli amici che ci dicono tu sei proprio uno di noi ormai. Hai visto? Non vengo da Lodi per lodarti, non vengo da Piacenza per piacerti, ma vengo da Chiavari. Sì. Vengo da Da Chiavari per trovare una dimensione non nostra. Esatto. Perché lui è figlio di questo mamma è il santa. famoso detto. Tu Allora, non è un conosci libro bene. che parla di, come al solito, sole, mare, spiagge E e Carasau, Carasau, come hai scritto tu. È un libro che parla un po' più approfonditamente Sì. della E Sardegna, lì no? dentro chi legge questo libro legge molto di me, perché è principalmente tutto un racconto di esperienza personale. Esperienza personale ovviamente che ho unito anche a ricerca, a studio, perché un libro deve essere... Va visto in una cornice, certo. Esattamente. C'è tanto di me, c'è persino dal primo giorno in cui sono partita, sono andata a Milano, al momento in cui sono tornata. Poi ho voluto dare un omaggio alle donne, agli uomini dell'isola, quelli che sono le usanze, i costumi, i misteri, che poi sono tra le cose che attraggono anche di più i turisti verso di noi. certo. Non solo noi, anche siamo attratti da queste Tu cose. dici una cosa molto bella, dice io auguro ai sardi, quindi ai Sì. miei conterranei, di sentirsi turisti nella propria
terra. Esatto, questa in è che senso? Una delle frasi clou in assoluto, perché diciamo che anche il libro è scaturito da questa riflessione. Spesso noi bistrattiamo la nostra terra, no? Sì. Vediamo solamente le cose che non vanno Basta bene. vedere i fuochi che mettiamo. Esatto. È un dramma per noi sardi, dai. Sì, è terribile. Ma Siamo poi noi, quasi a volte la odiamo piuttosto che non riusciamo a comprenderla. Per cui anche magari passeggiamo nei nostri paesi che sono affascinanti, bellissimi. Ora ne dico uno che non è il mio, ma San Sì. Sperate con Conosco molto bene. Pinuccio Sciola, Pinuccio Sciola. l'abbiamo avuto ospite anche qui, quindi insomma. ho visto. Innamoratissimo Sappiamo, anche lui sappiamo. della Sardegna. Sì. L'ha sempre detto. Però sì. abbiamo dei luoghi meravigliosi che però li roviniamo con la quotidianità. Sì. Nel senso, ogni giorno noi vediamo quello, pensiamo solo ai nostri problemi, a quella che è la nostra vita di tutti i giorni, mentre invece dovremmo riuscire a far scattare un meccanismo e a guardare un po' come se fossimo dei turisti, no? Io lo faccio ogni volta che posso uscire a Iglesias, perché comunque È vero. Secondo te dobbiamo avere anche noi un No, tasso è vera elevato questa di ammirazione, riflessione, come secondo fanno i me. turisti. dovremmo, No. ci farebbe bene ammirare il posto beh, dove certo, stiamo. proprio Il ammirarlo. turista arriva e col naso all'insuo rimane comunque sì. affascinato. È ovvio che è un po' come quando faccio un esempio banale ma è significativo. Sì. Parlavamo di militare che proprio oggi nel 2004 è stata abolita Sì. la leva. Bene, Sì. è un po' come quando eri a militare che non potevi mettere una mano in tasca. Sì, è verissimo. Perché? Perché non eri vecchio abbastanza, no? C'erano queste regole stupide che dicevano ciò. E quando arrivavi a mettere la mano in tasca ti sembrava di aver raggiunto, non lo so io, l'Olimpo, proprio posso mettere la mano in tasca, posso farmi crescere un po' la barba, insomma le cose normali, quelle che uno non vede mai ogni giorno. E quindi solo quando ti tolgono quelle cose ti accorgi. È un po' come il rapporto con i genitori, quando ce li hai attorno mai per sbaglio dire babbo, mamma ti voglio bene, perché ti imbarazza. Sì. Quando ce li hai lontani questa cosa scatta perché ti senti mancare da sotto i piedi qualcosa. Quindi credo che la dimensione sia più o meno È quella. esattamente quello, hai fatto un paragone perfetto. Infatti io ci ho tenuto veramente tanto a iniziare il libro. Il primo capitolo è proprio io a Milano, basta, perché c'era bisogno poi di questo distacco e di un ritorno. Poi io penso che la Sardegna sia davvero una terra straordinaria e tra l'altro forse una delle poche che internamente ha talmente tante piccole realtà o piccole grandi realtà che fanno dei sardi popoli completamente diversi Ci sono tra fatti loro. storici, Diversissimi, no? Io parlavo con te dei giudicati, i famosi 4 giudicati, Sì. no? Torsas, appunto Cagliari, Arborea e Lugo d'Oro. In effetti le entità nostre sono diverse. Tu vedi anche perché non riusciamo a unificare la lingua. Tu sai che c'è uno scontro di tra i partiti, tra noi. Qual è la lingua sarda? Ed è problematica. sono tante, sono tantissime. Questo riflette queste identità culturali anche di quest'uomo. Sì, che poi una cosa anche, ora che avete introdotto questo argomento, c'è una sezione del libro che è proprio un viaggio attraverso la Sardegna. Qui si incontrano paesi e città che sono ognuno completamente diverso Certo, dall'altro. certo. Si parte da Cagliari, si arriva a Iglesias, sono già due realtà diverse. E Cagliari sa proprio E di bastano Mediterraneo. 50 chilometri. Esatto, Iglesias invece è lì, è Pisana, è Mineraria, Esatto. Carloforte che è genovese, Sì. passi ad Arborea che è Un altro- proprio continentale. sì, è mussoliniano, Alghero è è mussoliniano, spagnola. sì, è vero, catalano. Sì, finché poi non arriviamo al Forse centro, cosa che è il bella. cuore, che è la Barbagia, dove un po' il sardo si è arroccato nel corso dei millenni ed Sì. è rimasto lì, è rimasto Ma anche i romani autentico. riuscirono a conquistarle. No, assolutamente. Caro. Ma anche i romani. Manco i E io romani, mi manco fatto i sempre di dirle, caro impero romano, voi come parla Là, lui, là, la non telecamera è siete sempre mai là, riusciti sono- a dominare la razza pura del barbaricino. Esatto. Sono 87 puntate che lei guarda nel monitor anziché guardare in telecamera. È una cronicità Vi questa dico malattia. una cosa proprio. però, a riscatto dei romani, il mio editore è romano. Oh, ecco, per vedi. carità, Allora, ma non è io voglio fare una crociata contro i romani. allora lei ha ma per toppato. dire- Lei no, voleva fare il fenomeno ed è no, incappato era nella per figuraccia. mettere in evidenza il coraggio, l'orgoglio di noi sardi, che nonostante le acque dei romani dominarono il mondo antico e mare nostro, ma lo spicchio Guardi. del centro della Sardegna Guardi. è stata intata. Guardi, Un po' mi intatta, guardi che sorprende. guardi.
fa rumore di unghie sui vetri, guarda. No, ma lui è molto comprensivo. Ma sì, Allora ci possiamo mancherebbe. rimediare, diciamo, il nome della casa editrice. Sì, guarda, Edizioni della Sera. allora, Roma sta nel mio cuore, era tema proprio dell'inizio, quasi prima di iniziare la puntata, era un tema che stavamo dibattendo, proprio sì, le case editrici. Allora la casa editrice in questione è prodotto da Edizioni della Sera di Ok. Stefano Giovinazzo. Va bene. Una casa editrice tra l'altro molto seria, molto giovane, che ha veramente tanta voglia di fare. Guarda, Sono veramente persone straordinarie. Qualcuno mi ha scritto, Qual è? qualcuno mi ha scritto ricordarsi di non citare la casa editrice, che Ecco. sennò fanno pubblicità. Ma dai, ma scusa, ma uno fa un libro, è giusto che si parli anche di chi l'ha prodotto, no? Che Poi, sarà insomma, mai? bisognava Ma controbilanciare. sì, l'ostacolo no, è stata colpa dell'impero sua. romano. Se l'editore verrà a dirmi qualcosa, tanto è colpa ma io sto colpa parlando sua. di E poi 2000 io anni sono il fa. direttore. Ma tu scusa. digli Io al sono il direttore o no? Sì, sì. E allora posso decidere di fare quello che vuoi. Ma sto parlando di 2000 anni fa. Sono il direttore non delle adesso, paste, delle perché a paste. me Roma sta nel cuore. Torniamo tra poco, c'è la pubblicità, poi continueremo a parlare di Cuor di Sardegna con Arianna Franceschi e prima ancora però di Calagonone Jazz Festival. Allora, nell'attesa che magari si Sì. riesca a recuperare anche chi dal Calagonone Jazz Festival, cioè Giuseppe Giordano, ci racconti questo prossimo weekend legato proprio a questo bell'appuntamento dal 31 di luglio al 3 di agosto, torniamo ad Arianna Franceschi, torniamo a Cuor di Sardegna e torniamo a parlare della terra che in realtà Arianna ha lasciato ma che ha ritrovato e che è stata poi ispiratrice forse ancora di più. Tu sei nata nell'80, quindi sei comunque giovanissima, ma a casa ti hanno impartito o fatto arrivare tutto questo amore che tu hai sconfinato nei confronti della Sardegna, oppure te lo sei coltivata tu? Allora, posso dire metà e metà, perché a casa mia si è sempre avuto una grandissima considerazione della Sardegna, quella sempre. Sempre amato molto i nostri luoghi, i nostri mari. Tante volte siamo ritrovati a dire: ma come mai usciamo, andiamo a fare dei viaggi fuori quando è bellissimo, no? Dovremmo girare di più il posto dove siamo. E un po' questa cosa mi è sempre rimasta dentro. Poi quando sono dovuta andare via, comunque ci ho ripensato a questa cosa, ho riflettuto, è stata un po' una molla anche per farmi ritornare. E poi dopo che sono tornata sono proprio arrivata con questi occhi diversi e ho coltivato proprio l'amore da sola. No, credo che non sia neanche così difficile. Veramente patriottica. Tu hai girato per tutta la Sardegna o ti manca qualcosa da Mi manca vedere? molto. Perché molto spesso uno programma, soprattutto in questo periodo, viaggi, uno dice dove andiamo quest'anno, voglio andare in Grecia, voglio andare in Spagna, voglio andare in America, di qua, di là, ma non conosci i paesi che magari ti stanno vicini io o stanno nella tua isola. Sì, parto sempre dal presupposto che la Sardegna va conosciuta, non dico centimetro per centimetro, ma quasi. Quello magari no, però Per cui una conoscenza completa è difficile da avere. Però sì, mi manca tanto. Io ho un caro amico, tra l'altro, che per lavoro gira la Sardegna. Ogni tanto Sì. gli chiedo: perché non mi porti un giorno? guarda, io per no? lavoro ho avuto la fortuna di girarla parecchio, quasi tutta. per L'unica lavoro. cittadina nella quale sono passato ma dormivo, perché l'autista che mi portava, anzi ci portava a me e alla co-conduttrice di una finale di Miss Italia fino all'Isola Rossa, passò per sbaglio da Tempio. Ecco, a me Bella manca cittadina. Tempio, non l'ho mai no, vista, non non la ci ho Tempio invece né ce l'ho. lavorato né mai È vista. una bella cittadina, Quindi a questo piccola, punto però bella cittadina. una serata a Tempio qualcuno ce la fa fare, così almeno Recuperi. recuperiamo. No, vabbè, a parte questo, Con lei non abita, per me io Iglesias è una delle- io cioè, il credo Sulcis tra è le città bellissimo, più il belle, Sulcis è bellissimo. lo dico, è tra le più belle città della Sardegna. È piena di storia. Brava, Trasuda bravissima. storia. Basta È sempre trasuda di guardarla storia. con degli occhi un Trasuda po' di storia. diversi. Ma anche sul piano architettonico è bella. C'è via Nuova. Via dico Nuova, bene, con i ma quanto è palazzotti bella. liberti. Ma da poi Piazza Sella, di spiega. Dai, è troppo Le bella. mura pisane, Esatto. il castello. È Sì. meraviglioso. Anzi, meriterebbe molto di più. Questo spetta anche al comune. Quando Arianna dice qualcosa legato alla sua città, sembra quasi si commuova nel Sì, dirlo. È vero, sì. è vero. Sì. Sì, è commossa. Ma È verissimo. trabocca però di gioia lo sguardo. Sì, sì, sì. Sì, veramente sì. È come di fronte a un bimbo meraviglioso o al tuo sì, bimbo, è no? una È così, dolcezza. ha gli occhi dolci nei confronti della propria città. Devo Bella dirti questa la cosa. verità, Grazie. C'è da sottolineare però una cosa che hai scritto anche nel libro, cioè che la Sardegna ha una fortuna e una sfortuna allo stesso tempo, cioè un vantaggio e uno svantaggio, cioè il fatto di essere poco raggiungibile. Sì.
Esatto. Quindi il vantaggio che te la puoi della insularità, appunto godere tu. salvaguardare i valori. Lo svantaggio è che poi soprattutto poco raggiungibile non solo perché siamo staccati dal resto dell'Italia, ma perché costa esageratamente arrivare qui, quindi quello è lo svantaggio Sì, vero. ed è stata una delle famose molle che mi ha portato ad andare via. E non avevo dubbi. Assolutamente, Non avevo dubbi. perché io vedevo il mare come un limite. Sì. Per me era un limite. E lo è ancora, purtroppo. Sì, però io invidiavo Purtroppo chi sì. poteva prendere un treno, una macchina e andare, che so, dalla Lombardia a Roma, così, anche Sì, in giornata. cosa che non si fa mai però, perché ti assicuro che venendo da quella parte a questa in realtà, poi ciò che anch'io quando mi dissero dai guarda che vivere in Sardegna vedrai che se ci stai un mese, me lo disse un carabiniere nel viaggio di andata tra Cagliari e Villa Simius quando andai a lavorare a Capoboi tanti anni fa per un villaggio vacanze, era il 90, l'ultima stagione, il 97, mi dice se rimani in Sardegna un mese non te ne andrai più, e io da lombardo ignorante sì vabbè sarà bella però no, dentro 4 confini no. Dopodiché non è che se tu abiti a Varese fai conto o a Milano perché puoi andare a Roma in macchina ci vai, non ci vai mai perché frequenti. È l'idea che ti fa sentire libero, più però libero. quando io esco da qua oggi che mi sento sardo a 360 gradi mi rendo conto che questo piccolo acquario o grande acquario è ciò che io pesce diciamo che si accontenta o forse che ha capito quanta fortuna gli gira intorno sento mancare. Capisci? E quindi nell'acquario so che lì c'è quel masso, lì c'è quella piantina, Esatto. lì c'è quell'altra cosa. Cioè riesco a girare e a sentirmi sempre a casa mia. Perché infatti adesso per me, penso sia anche per te, il mare non è più un limite ma è una tutela. Sì, assolutamente. Verso, sì. Sì, È assolutamente. diventato- Con un bambino amica, di 6 mesi è diventato un miraggio. Però, adesso. amica, io condivido tutte le cose che te stai detto, la salvaguardia, i valori, il mare eccetera, però dobbiamo anche guardare avanti, dobbiamo avere un orizzonte più alto e più nobile, che il dramma della nostra insularità è drammatico per il lavoro. Sì. E alla fin fine io, se dovessi... Lei è bello di profilo, lo sa? Molto grazie. bello. No, però guardi No, anche a sto casa. guardando Ho capito, lei. ma parli anche a casa, Allora, così non vedono solo il gatto indubbiamente morto di è fianco. necessario, ecco, allargare gli orizzonti della nostra cultura politica è quello di iniziare una grande battaglia, non in senso retorico, reale, perché la Sardegna non paghi il prezzo della sua insularità. E su questo siamo d'accordo. Sì, non possiamo che assolutamente, detto dire proprio sì. bene, potremmo. Allora, Cuor di Sardegna, il nuovo libro di Arianna Franceschi, grazie per avercelo Grazie, raccontato. è stato un piacere È averti stato conosciuto, davvero bello vedere la tua tenerezza nel parlare va bene. della città nella quale sei nata e anche della terra in cui vivi e nella quale sei appunto tornata. Allora, bentornata da un po' però mi sa, Sì, da un po'. Grazie Arianna, vi Auguriamo lasciamo tanti successi. con i due Grazie. dell'abitacolo, a presto. Grazie mille a voi.